Scatman's World. Bella raga, tutti nel comandone veneziano, vai di PES 2016. Messi ha vinto il miglior giocatore della Best Player Europe, insomma quella roba là. Come sempre chiaramente Messi vince tutto, vaffanculo. Siamo in zona Europa League, Felici God, siamo contro il Naples, ok, e andiamo. Siamo contro il Napoli dei record. Napoli Frosinone al San Paolo, ragazzi. La patch è un po' più difficile da aggiornare sto gioco con sta patch, quindi mettere lo stadio mi ha dato dei problemi, sinceramente non voglio rischiare, quindi fanculo, pazienza, dai, accontentiamoci che chi si accontenta gode, godo. Male di merda, va bene, ok. Beh ragazzi, dai, la serie sapevo che insomma PES, diciamo che il PES del Comendone da marzo è un po' un... aspetta che sporo che è alto. Vai. Eccoci qua ragazzi, Serie A Team, Napoli-Frosinone, dopo la grande vittoria all'Olimpico, no, in casa con la Roma, dobbiamo fare un altro buon risultato. Comendone veramente ha fatto bagnare la buona ciociara e godo. Dai cazzo, se ci salviamo la ciociara fa lo spogliarello, lo so, è ufficiale. Madonna quanto è figa, porca puttana. Dai, adesso però pensiamo al Frosi che prima delle partite anche positive, una sconfitta e una vittoria, però col Sassuolo abbiamo giocato bene, la prima ho messo 7 minuti adesso perché meglio così, Gonzalo. Dai, c'è bisogno della prestazione della vita, voglio fare una carriera stile PES 13 che è stata fenomenale. Mamma Giorginio, attenzione, Napoli sta giocando adesso, attenzione, buttala via e c'è il gol del Napoli. C'è il gol del Napoli, 1-0. Scialoba, ma sinceramente no. Mertens, siamo al 76esimo, raga. Partita grande le ali. Partita collosissima adesso. Napoli di Sarri sta bene anche l'1-0. Ogni tanto si fanno il tiretto con Mertens o con Igua. Noi non riusciamo a toccare, non riusciamo proprio a fare un cazzo. Mertens ancora. Scatenato Mertens ancora lì, ragazzi. Due azioni uguali proprio. Il cuore prova la sponda e non va. Igua. Peccato, 1-0. In una 3 partite 3 1-0. 1-0. 1-0, cioè. No, non così, 37esimo ormai. È quasi finita. Va bene, dai, vabbè, cioè, poi è un calendario difficilissimo, cazzo, però che sporo, subito a bomba, guarda che per noi, insomma, tutte sono difficili, però... Mertens, facciamo 3 partite a video comunque. Dai, 0 di recupero anche. Ragazzi, facciamo 2 partite col Crotone, primo turno di Team Cup, quindi vabbè. Insomma, con il Crotone a squadra di Serie B voglio fare bene, dai, cerchiamo di fare bene in Coppa Italia. E qua registriamo tutto anche le partite, anche i primi turni. Quindi abbiamo subito andata e ritorno, quindi... Dai, cerchiamo di dobbiamo divertirci qua, dai, divertiamoci. Divertiamoci, spacchiamo il culo a tutti. La squadra di Serie B è il minimo. Il Cume prova un tiro subito da fuori ed è subito il missile di Veneziano. Risposta positiva del portiere del Crotone. Dai cazzo, se ha vinto il Milan possiamo vincere anche noi col Crotone. No, non parliamo di calcio che è meglio. Stojan. In casa non dobbiamo assolutamente prendere gol. Il Cume salta tutti. Il Cume prova il missile. Io sto che beffato il portiere del Crotone. Come gliel'ho messa, raga. 1-0. Bellissima azione del Frosi. Questo è fallo, ma va bene.
Tira. Ma no. Mamma mia signori. Mamma mia signori. E io sto a chi? Comunque l'altra risultante non riesco a farla, volevo fare la chicca della seconda risultanza, ma che gol però, fioi. Classico, gol da fuori, classico del Cume, e il gol di Rapina straclassico, palo gol. Cioè. Grandi, grandi ragazzi, dai che andiamo al secondo turno di Team Cup. Buttala su, bravissimo. Il Cume fa proprio una sponda non riuscita. È che sono di una lentezza fuori dall'area disarmante. Cioè, sono proprio un pachiderma. Dai ragazzi. Dai Cume. E la recupera di cuore però, il cuore cumendiano ci mancava. Eccolo qua, il gattusino fioi. E ancora la recupera. Mamma mia. Vai veneziano. Passaggio. Potevamo farlo meglio. Comunque archiviata la pratica. Team Cup primo turno. Sì sì. Dai, sono tranquillo. Andiamo in campionato. Che calendario. Frosinone Lazio, altro derby. E abbiamo vinto 3-0 al ritorno. Quindi longo, prestazione sublime. Intranquillata proprio. Perfetto, secondo turno. Quarta di campionato. Dobbiamo almeno pareggiare al Matusa, Vai. Comunque già 4 partite ufficiali col Frosi, 3 gol. Mi sembra un inizio di tutto il rispetto per il campioncino veneziano. Radu. Lulic. Lulic per Radu. Partiamo non bene. Radu. Bravissimi, raga. Fantastic. Spondona del Cume. Basta, recupera molto bene. Qualcuno fa una bella cosa. No, non è offside mai. Peccato. Sì, fuori gioco. Esce veneziano ed entra Ciofani. Finisce qua la partita, insomma. Vediamo se riusciamo a tenere il pareggio. No, basta. Bravi. Dai che anche un punto va bene. Anche un punticino va bene anche... ma no. Ma no, fioi. Tutta su Marchetti. Dai ragazzi, bravo. Il Diachi. Niente da fare. Teniamo il pareggio. No, non prendiamola. Bravi. Dai che un punto va bene. Vai lungo, corri lungo, finisce qua 0-0, dai. Dai, piano piano, qualche punticino lo portiamo a casa. Siamo al secondo turno di Coppa Italia, 4 punti in 4 partite in campionato. Non male. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!